Torta fredda, caramello salato e cioccolato, un dolce perfetto da preparare in estate, facile, veloce, senza dover rinunciare appunto alle voglie di cioccolato. Iniziamo da una base cheesecake, quindi tritiamo i biscotti secchi con un mixer, versiamo il burro fuso e mescoliamo. Trasferiamo il tutto all'interno di uno stampo, io ho utilizzato quello per crostate microforato e via in frigo a riposare per mezz'ora. Adesso prepariamo il caramello salato. In un pentolino facciamo scaldare lo zucchero fino a ottenere un colore ambrato. Versiamo la panna precedentemente scaldata a filo, sempre mescolando. Infine completiamo prima con il burro a tocchetti e poi con un pizzico di sale. Versiamo il caramello sulla base e di nuovo in frigo a riposare per almeno 15-20 minuti. Nel frattempo prepariamo la ganache, semplicemente emulsionando con un mini primer la panna precedentemente scaldata e il cioccolato fondente. Versiamo la ganache sul caramello, livelliamo bene e di nuovo in frigo a riposare per almeno 2 orette. Decoriamo con fiocchi di sale ed eccola pronta, provatela!